La nuova stazione ferroviaria di Mestre Gazzera sulla linea Venezia-Udine è entrata in funzione. Un'opera realizzata da RFI e dalla Regione Veneto che si attendeva da tempo e che dopo un lungo iter iniziato nel 2007 ha vissuto diverse fasi non sempre facili, fino alle più recenti in collaborazione proprio tra RFI, Regione, Comune e Veneto Strade. Al taglio del nastro presente anche il governatore Zaia. Se noi riusciamo ad integrare sempre di più la possibilità di poter accedere al trasporto ferroviario con la domanda che ci può essere in determinate zone, perché alla fine certi investimenti vanno fatti dove ci può essere una domanda importante. Nel centro di Mestre sicuramente sono convinta che questa fermata risponderà molto bene. Tutti gli investimenti che stiamo facendo sul ferro li stiamo facendo per cercare di, dove è possibile, far capire alle persone che il trasporto ferroviario è un'ottima alternativa al mezzo privato. Il progetto rientra nel più ampio nodo della Gazzera, che prevede anche la nuova viabilità stradale tra Zelarino e Gazzera. Consiste in 2 banchine da 330 metri, un sottopasso di 50 metri che collega via Montagnola con via Trento, 3 ascensori e dei corpi scale, e questo parcheggio che vedete di oltre 200 posti auto. È una metropolitana di superficie, fra virgolette, lenta, che però può collegherà Venezia, Padova, Mestre, Treviso e tutti quanti il bacino attorno, per cui fino a Bassano, Castelfranco, fino a Portogruaro, e io insisto che bisogna portare una linea anche a Chioggia. Credo sia un'operazione da spingere, da fare. Abbiamo insistito e continuiamo a insistere perché venga aperta anche via Olimpia qua vicino, penso prima dell'estate dovrebbe partire, qui adesso verrà aperta la strada. Tra l'altro sono treni efficienti, in futuro sono ancora più belli, dove c'è il wifi, dove uno si siede, sta tranquillo, legge un libro, ci metti un po' però sei in sicurezza. Pensate anche tanto il popolo del divertimento, il popolo della notte, cioè uno può tranquillamente poi sta tranquillo. Si possono caricare anche le biciclette. Io ho in mente questa idea di scambiatore, di movimento lento, che è il futuro questo qua. L'investimento complessivo per le fermate è di oltre 9 milioni di euro, con un contributo regionale di quasi 5 milioni.